Pensiero del giorno, domenica 24 novembre. Chi ama, regna. Quando sarò elevato in alto sopra la terra, attirerò a me tutti gli uomini. Che cosa significa quando sarò elevato in alto sopra la terra? Per l'Evangelista Giovanni questa espressione significa sia essere innalzato sulla croce, sia essere glorificato. Infatti Giovanni vede nella passione di Cristo la grande dimostrazione dell'amore di Dio per l'umanità. Questo amore è così potente da meritare la risurrezione e da attirare tutti a sé. L'unità del nuovo popolo di Dio sarà costruita attorno a Cristo risorto. Ma non si può separare la croce dalla gloria, non si può separare il crocifisso dal risorto. Sono due aspetti dello stesso mistero di Dio che è amore. Come vivere questa parola? Come rispondere a tanto amore? Se Gesù è morto per tutti, tutti sono candidati a seguirlo e inoltre tutti sono candidati a diventare come Lui. Guardiamo dunque ogni creatura umana con questi occhi, cioè con uno sguardo d'amore che va oltre le apparenze. Quando innalzeremo il nostro io sulla croce, quando moriremo a noi stessi per far vivere Cristo, allora anche noi potremo vedere il regno di Dio espandersi intorno a noi. È stato detto che il mondo appartiene a coloro che lo amano e sanno come dimostrarlo. Chi ha amato meglio di Gesù? È così che chi cerca di imitare Gesù potrà amare il mondo, donandosi totalmente al prossimo, con un amore disinteressato e universale. Chiara Lubick, estratti dal commento alla Parola di Vita, aprile 2000. Parola di Vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.